Buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione anche questa settimana, da lunedì 22 di maggio. Inizia questa settimana che poi porterà, come sapete, al voto del ballottaggio. In ballo c'è ovviamente i riflettori ci sono puntati su Vicenza, ma ci sono anche altri comuni come Vedelago al voto per capire chi uscirà dunque trionfatore definitivamente dalle urne. Sarà uno dei temi che affronteremo oggi con la politica, ma anche tanta cronaca e l'eco ovviamente del disastro in Emilia-Romagna che continua a essere forte, nonostante in questi giorni la situazione sia migliorata. Ci sono tantissimi danni e poi la preoccupazione, come sempre, che poi ci riguarda anche da vicino. Sono immagini terribili che abbiamo visto anche da noi, quindi il tema del rischio alluvioni e poi tanta cronaca. Prima però, come sempre, come lunedì, lanciamo il sondaggio che ci accompagnerà nel corso non solo della prima edizione ma anche dei nostri telegiornali e anche verso la trasmissione Ring questa sera. È un sondaggio che riguarda la politica, lo vedete, governatore del Veneto, Mario Conte dopo Zaia. Se per voi sì, 0422 162 6691, se per voi invece la risposta è no, 0422 162 6690. Lasciamolo in sovraimpressione. Insomma, è uno dei temi che per la verità non sono emersi soltanto durante queste elezioni, che hanno visto trionfare Mario Conte a Treviso. Da tempo se ne parla. Giusto una settimana fa, con la nostra maratona politica, abbiamo raccontato del trionfo di Mario Conte ed è tornato fuori in qualche modo, anche spinto un po' dall'avversario Giorgio De Nardi, il tema di un Mario Conte che potrebbe essere davvero l'uomo della Lega del centrodestra per le regionali 2025. Come sappiamo, il sindaco di Treviso e il presidente di Anci Veneto si schermisce da tempo, ma è un tema. Allora vi chiediamo, secondo voi dovrebbe essere lui il dopo Zaia? Come lo vedete? Insomma, per voi è giusto che possa essere Mario Conte il dopo Zaia? Allora il sì allo 0422 162 6691, il no 0422 162 6690. Allora adesso ci colleghiamo subito con la nostra Lina Paronetto prima di vedere altre notizie di cronaca, perché avevamo raccontato anche ieri, c'è una storia, una vicenda che tiene con il fiato sospeso una famiglia e una comunità, la comunità di Resana. La zona è quella di Castelminio, una 23enne, Ilaria De Rosa, che è arrestata, è in arresto a Jeddah in Arabia Saudita, una hostess di 23 anni, e si è detto molto in queste ore. Cerchiamo di fare il punto della situazione con la nostra Lina Paronetto, che vedo insieme al sindaco di Resana. Buongiorno Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo con Stefano Bosa, sindaco di Resana. Insieme a Nicoletta Rizzetto siamo state poco fa all'abitazione della famiglia De Rosa a Castelminio, ma non c'era nessuno in casa, quantomeno non hanno risposto al campanello. Hanno scelto la strada dell'assoluto riservo, hanno accolto però il sindaco che ieri è andato a trovare la famiglia per cercare di capire, immaginiamo, se dal comune potesse esserci qualche azione che potesse rivelarsi utile in qualche modo per risolvere questa situazione, che in questo momento è sostanzialmente poco chiara. Non è chiaro il contesto in cui è stata arrestata Ilaria, non è chiara fino in fondo la motivazione, l'accusa che le viene mossa. Si parla di possesso di stupefacenti, che però secondo la famiglia potrebbe essere stato in realtà non suo ma attribuito a un amico con cui si trovava in macchina, e in quel caso però un po' tutta la compagnia di amici è stata a quel punto portata via, arrestata. Non è un paese semplice, la ragazza non ha ancora avuto modo di essere ascoltata da autorità italiane. Forse oggi al console italiano a Jeddah, Simone Petroni, arriverà il nulla osta per farle visita in carcere. Da lì naturalmente nessuno ha potuto più avere contatti con questa ragazza e la famiglia è comprensibilmente, sindaco, preoccupata. Lei ha incontrato la mamma Marisa, come li ha trovati innanzitutto? Beh, preoccupati perché mancano notizie, cioè sono tanti giorni che lei è là, non si hanno notizie. Purtroppo quello che manca adesso è un po' una certezza di notizie, come sta, dov'è e perché è là, perché è una ragazza, comunque, capendo con la mamma, che ha un'esperienza importante anche come hostess, come l'esperienza all'estero che ha fatto, quindi conosce le regole, le conosce bene. Era 3 mesi che era là a Jeddah,
lavorava per questa compagnia aerea, cioè il fatto che tutto un tratto spariscano le notizie, spariscono i contatti, ti crea un panico importante per la famiglia, che quindi è in attesa di notizie, come siamo in attesa noi che aspettiamo notizie su Ilaria. Certamente, perché di questa ragazza si sono perse le tracce in qualche modo dal 4 di maggio circa, quindi stiamo parlando di parecchi giorni, da quando la compagnia aerea lituana per cui lavora ha dato notizie anche ai familiari di non riuscire più a rintracciare la propria dipendente, questa giovanissima hostess, che appunto è in Arabia Saudita da pochi mesi, ma come diceva il sindaco è una famiglia che ha una certa apertura. La sorella abita e lavora a Bruxelles, il papà è militare in Belgio, per cui insomma una famiglia abituata anche e anche per questo c'è preoccupazione, proprio perché lei dice è comunque a conoscenza Ilaria delle situazioni in cui si può trovare. La famiglia che idea si è fatta, sindaco, su quello che può essere successo? Sì, che sia un equivoco, che probabilmente lei è rimasta assieme a questi amici con qualcuno, che qualcun altro può aver avuto i problemi, magari non so, di detenzione a questo punto. Ipotesi, ripeto, è un'ipotesi la mia che faccio di sostanze stupefacenti o chissà cosa. Lì le regole sono diverse, li hanno arrestati tutti, lei probabilmente è entrata in questo gruppo di amici che, sentendo che la mamma e la sorella magari non c'entra nulla, anzi sono sicuro che non c'entra nulla. Anche perché proprio per il lavoro che svolge Ilaria è sotto continuo controllo da questo punto di vista. Assolutamente sì, un altro fattore da considerare, cioè lei sale negli aerei quotidianamente, quindi ha un controllo periodico, non so se sia quotidiano ma quasi, su eventuali sostanze stupefacenti che devono essere assunte, e quindi ha un controllo ferreo da questo punto di vista, come è giusto, quindi non può essere lei il problema. Esattamente, l'auspicio di tutti naturalmente è che questa vicenda si chiarisca. Chi sta lavorando a questo caso? Abbiamo visto la Farnesina naturalmente in primo piano, l'ambasciata, il consolato, insomma si sono mossi un po' tutti. Sì, assolutamente sì, la famiglia è in contatto sempre con il consolato e con la Farnesina, quindi mi ha detto che ha contatti, che ha i suoi contatti, gli hanno detto giustamente anche di tenere un certo riservo sulla vicenda, sperando che però ad ore o a giorni ci sia questo contatto, ad avere un contatto con la figlia, una chiamata, un messaggio, qualcosa che gli dica sono qua, sto bene. Ci si aspetta notizie almeno dal consolato? Assolutamente sì, siamo in attesa tutti. E per quanto riguarda la disponibilità del Comune, lei ha portato naturalmente la solidarietà dei cittadini e immaginiamo la massima disponibilità. Assolutamente sì, io ho detto signora, per quello che possiamo, magari non possiamo fare nulla, però siamo qua a disposizione per qualsiasi cosa. Io ho detto eventualmente se avete bisogno chiamatemi, cioè siamo qua. Benissimo, grazie Sindaco. Nicola, noi ti restituiremo la linea in attesa di capire se anche durante questa giornata ci saranno appunto dei risultati di qualche altro genere, degli esiti un pochino più positivi e anche più chiari di quello che stiamo dicendo, visto che appunto il console dovrebbe avere accesso finalmente al carcere e poter parlare direttamente con Ilaria, anche per riferire in che condizioni sta, che è naturalmente il primo fattore di preoccupazione per la famiglia. Qui da Resana insieme a Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie mille, grazie a Lina Paronetto, grazie a Nicoletta Rizzetta, grazie al sindaco Stefano Boso. Ovviamente se ci saranno novità in queste ore durante la nostra prima edizione non esitare a richiederci la linea, ovviamente la comunità si stringe attorno alla famiglia di Ilaria. Continuiamo con la cronaca di un altro purtroppo incidente mortale in Veneto, l'abbiamo raccontato in questi giorni di purtroppo diverse vittime. Un'altra, la notte scorsa siamo nel Veronese, lungo la tangenziale tra Verona e Villafranca, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto, lo scontro frontale tra un furgone e un'auto, vediamo anche le immagini dei vigili del fuoco, un 24enne purtroppo è morto, un'altra persona è rimasta ferita, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni dei sanitari che hanno a lungo rianimato il conducente dell'auto, ma nonostante questi tentativi purtroppo il 24enne è morto. Il conducente del furgone è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. La polizia stradale e i carabinieri hanno deviato il traffico, eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni sono terminate dopo circa 3 ore, vedete le condizioni terribili dell'auto lasciavano già da subito poche speranze per il 24enne che è morto nello schianto della scorsa notte lungo la tangenziale tra Villafranca e Verona. Un altro incidente invece a Rossano Veneto, in questo caso fortunatamente non ci sono vittime ma ci sono ferite e tanta paura.
Perde il controllo dell'auto che si rovescia su se stessa. La conducente resta incastrata nell'abitacolo con il busto parzialmente fuori dal finestrino. L'incidente stradale in via Bassano, a Rossano Veneto. Sul posto i vigili del fuoco, uno di loro è riuscito a entrare nella Renault Clio dalla parte del passeggero. Dopo aver accertato che la giovane fosse cosciente, le ha liberato la gamba rimasta incastrata sotto la pedaliera. La donna è stata quindi estratta dal finestrino, stabilizzata dai sanitari del SUEM e trasferita al San Bastiano per essere curata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ed è stata decisa l'autopsia sul corpo di Anika Panfile, la 31enne che era scomparsa, lo ricorderete, da casa giovedì pomeriggio a Treviso. Il corpo senza vita è stato ritrovato ieri nel primo pomeriggio nei pressi del viadotto di Spresiano. È stato un pescatore a trovare il corpo. In mezzo al Piave, poco distante il viadotto di Spresiano. A notarlo è stato un pescatore che, come spesso faceva la domenica, era andato sul fiume per passare qualche ora in relax. Pensavo fosse un bambolotto, ha detto l'uomo ancora sotto shock. Quando si è avvicinato ha visto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di Anika Panfile, 31 anni, di Treviso, scomparsa giovedì nel pomeriggio. La donna era uscita di casa per andare a lavoro. Faceva le pulizie in alcune abitazioni. È stato il compagno della donna a lanciare l'allarme non vedendola tornare la sera. Ha provato a chiamarla più volte, ma non ha mai ricevuto risposta. Da quel pomeriggio di lei si sono perse le tracce. Immediatamente sono scattate le ricerche fino alla chiamata al 112. C'è un corpo nel Piave. In poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco e i militari dell'Arma. Il corpo della povera Anika è stato portato a riva a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo il primo esame esterno sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Il PM di Turmo, Valeria Peruzzo, potrebbe però disporre un'autopsia nei prossimi giorni. Sono in corso accertamenti per fugare ogni dubbio su quello che pare essere il tragico epilogo di un gesto estremo. Il servizio di Daniele Assizia ieri raccontava del ritrovamento e, come dicevamo, l'ultima notizia è che è stato deciso di disporre un'autopsia sul corpo del 31enne per fugare ogni dubbio. Quello che sembra per ora è il gesto appunto estremo di una giovane donna, ma appunto bisogna accertarsi definitivamente di questa vicenda, di questa situazione. Come continuano gli accertamenti e i blitz, le operazioni della Guardia di Finanza di Treviso su un tema specifico, l'abbiamo raccontato diverse volte, il bonus facciate e poi il super bonus 110% e ancora una volta sequestrati decine di milioni di euro. Truffa del super bonus 110% con clienti beffati dopo aver visto il proprio cassetto fiscale svuotato per lavori edili che in molti casi non erano nemmeno iniziati. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda del consorzio Casa Zero. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito, delegati dall'autorità giudiziaria, una serie di sequestri, 25 milioni di crediti d'imposta ed altri 2 milioni in beni immobili, auto, titoli e denaro contante che erano nella disponibilità dei 5 indagati e di una società collegata al consorzio. Le indagini erano state innescate dalle denunce di circa 300 committenti residenti in tutto il nord Italia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Dopo i sequestri della scorsa estate, le indagini sono proseguite ed hanno portato le Fiamme Gialle a denunciare altri 3 professionisti, un direttore dei lavori e 2 asseveratori che hanno collaborato con 4 società collegate al consorzio per avere falsamente certificato la venuta esecuzione o la congruità delle opere oggetto dell'agevolazione, rendendosi così corresponsabili dei reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il consorzio e le altre 4 società coinvolte invece sono stati segnalati per violazioni alla normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Nel complesso quindi si sta attualmente procedendo nei confronti di 6 persone fisiche e 5 società, alle quali sono stati finora sequestrati complessivamente oltre 35 milioni di euro tra crediti ed altri beni.
Dalle costruzioni di case, dal bonus facciate all'emergenza abitativa, un tema che è riesploso in questi giorni, in queste settimane. Ancora in primo piano a Padova l'emergenza abitativa, però non parliamo degli studenti, abbiamo a lungo raccontato della protesta degli studenti universitari, parliamo di sfratti, un'altra emergenza che riguarda un po' tutte le province, in particolare Padova. Questa mattina è in corso l'ennesimo sfratto e su questa vicenda interviene anche l'alto commissario dell'ONU, addirittura per fermare questo sfratto. Allora ci colleghiamo con la nostra Anna De Roberto che ci racconta cosa sta succedendo a Padova in questi minuti, in queste ore. Anna. Buongiorno, sì, siamo qui davanti alla casa di Sinagra, alle mie spalle le camionette della polizia perché c'è uno sfratto in corso. In questo momento, mentre vi stiamo parlando, ci sono i medici delle varie parti che stanno visitando il signor Sinagra. Riassumendo, un uomo di 50 anni che ha perso il lavoro, era una guardia giurata e con il Covid non è più riuscito a trovare un'occupazione, con la moglie, anche la moglie ha perso il lavoro, c'è un ragazzino di 12 anni. Non è riuscito a pagare l'affitto, sono ormai 3 anni che l'affitto di questa abitazione, quella qui la vedete alle mie spalle, non viene pagato e siamo al quinto sfratto esecutivo. Oggi c'è l'ufficiale giudiziario, dovrà valutare le condizioni dell'uomo, ma il caso è importante perché questa volta è stato coinvolto anche il comitato dell'ONU, l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, che ha inviato una nota cercando di bloccare questo sfratto. Vi leggo testuali parole: lo sfratto è da sospendere, all'uomo deve essere assegnata un'abitazione per evitare danni gravi e irreparabili derivanti dalla violazione dei diritti umani rettificati in Italia. Quindi l'ONU in Italia che chiede di bloccare uno sfratto che potrebbe esserci tra pochissimi minuti perché l'inquilino, in questo caso il signor Sinagra, è insolvente ormai da 3 anni e il proprietario dell'abitazione che appunto si è rivolto all'ufficiale giudiziario. Quindi un caso difficile, un caso particolare perché pare che il comune stia facendo fatica a trovare una casa per questa persona, casa che appunto viene richiesta. Noi siamo riusciti a parlare con il signor Sinagra prima che arrivasse la polizia e anche con i comitati che hanno seguito stanno seguendo questo caso, un caso che appunto, come vi dicevamo, va avanti da 3 anni. Qui siamo al quinto sfratto esecutivo. Questa mattina, praticamente dalle 9 del mattino, sono arrivati la polizia, l'ufficiale giudiziario e poi ci sono anche i vari medici perché appunto il signor Sinagra soffre di una malattia all'apparato digestivo e quindi non sarebbe nelle condizioni di lavorare. Vi facciamo ascoltare le dichiarazioni che ha reso ai nostri microfoni e resteremo dunque in attesa di capire come evolverà questa mattinata. Alle nostre spalle la trattativa è ancora in corso. Intanto vi facciamo sentire le interviste. Ho perso il lavoro e sono messo in mezzo alla strada dal 2018. Sì, 2018. Poi ho preso la NASPI fino al 2020, aprile del 2020. Ho sempre pagato fino al 2020. Dopo il 2020, che è finita anche la NASPI, la mia compagna ha perso anche il lavoro per il Covid e non ce l'ho fatto per pagare. Queste sono, diciamo, la situazione. Lei chiede al comune una casa? da 1 anno e dice che non ne ha, che hanno appartamenti vuoti a 200 metri qua. Saranno 40-50 appartamenti vuoti del comune. Dice che non hanno solo questa casa a colori per la mia compagna e il bambino. E lei dove andrebbe? In macchina o se devo andare nella casa a colori per a pagamento. Ci spieghi il ruolo dell'ONU in tutto questo, quando è possibile chiamarlo in causa? C'è un protocollo che dà la possibilità di ricorrere direttamente al Comitato ONU sui diritti. E visto che non c'era nessuna risposta da parte del Comune, gli abbiamo scritto, abbiamo documentato e sulla base della documentazione in pochissimo tempo ci hanno mandato questa risposta in cui in sintesi dicono: sulla base della documentazione bisogna sospendere, ha chiesto, non a noi, ha chiesto l'ONU all'Italia di sospendere lo sfratto e o di assegnare un'abitazione alternativa adeguata, che non è la casa colori, perché la casa colori è una stanza precaria, costosa. Abitazione alternativa adeguata, quello che stiamo cercando di far capire anche a questa amministrazione comunale, deve avere tutte queste caratteristiche, quindi una superficie, una possibilità di risolvere la questione definitivamente. Questo detto in italiano è molto in sintesi. Abbiamo chiesto al giudice
Abbiamo fatto ricorso immediatamente, il giudice l'ha respinta sulla base di nessuna motivazione vera, concreta. Abbiamo mandato una richiesta, abbiamo invitato il Comune di Padova, il sindaco e il prefetto ad ottemperare a questa decisione del Comitato ONU sui diritti. Stiamo in attesa, noi siamo qui disponibili a discutere, ma sulla base di questo i diritti umani devono essere rispettati. Il comune questa casa non la vuole dare, eppure le case le ha. Le case ci sono, le case sono abbandonate, chiuse, senza manutenzione, le case comunali e le case ATER che poi vengono anche vendute. Questa è un'ingiustizia, abbiamo la famiglia di Vincenzo, ma non solo, che aspettano una casa, che hanno diritto a una casa perché non hanno reddito e perché non hanno potuto trovare una soluzione alternativa, e da parte delle istituzioni continua a esserci questo silenzio. Lei ha gestito la trattativa tra l'altro con il comune? Sì, ci ho provato, nel senso che abbiamo portato motivazioni oggettive per arrivare a un'assegnazione in emergenza, eppure continuano a pensare che la soluzione in questo momento sia andare in un'accoglienza dispendiosa, un'accoglienza non in questo momento utile per il signore che ha anche dei problemi di salute. Dunque la situazione a Padova, allora vedremo se anche qui ci saranno delle evoluzioni nel corso della giornata. Ancora la cronaca nel Vicentino, droga nascosta nel locale macchina di un ascensore, a segnalarla ai carabinieri un cittadino. Droga nascosta nel locale macchina dell'ascensore di un condominio di via Pecori Giraldi è quanto un cittadino ha segnalato ai carabinieri che intervenuti hanno trovato un contenitore in plastica chiuso con un lucchetto al cui interno erano contenuti vari involucri confezionati del peso complessivo di oltre 5,5 kg che contenevano sostanza stupefacente del tipo marijuana. Ancora situazioni e operazioni antidroga, questa volta però a Padova, torniamo a Padova, i residenti del quartiere Montà sono riusciti a far arrestare un pusher per lo spaccio di droga che avveniva proprio sotto casa. Stanchi di assistere alle compravendite di stupefacenti proprio sotto i portici dei loro condomini, hanno documentato le attività illecite e denunciato tutto alla polizia. I residenti di via Sakharov, nel quartiere di Montà, a Padova, hanno fatto così arrestare uno spacciatore, un 21enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Il suo complice, un connazionale di 19 anni, è stato invece denunciato. Entrambi sono stati espulsi ed accompagnati nei centri per il rimpatrio di Milano e Gradisca di Sonzo. La squadra mobile di Padova li ha fermati vicino ad un bar mentre erano intenti a vendere un paio di dosi di cocaina ad un cliente. Il 21enne tunisino in tasca aveva altre 10 dosi di cocaina, un coltello e 545 euro. Tutto è stato sequestrato. Il 19enne invece aveva una sola dose di hashish. Dopo il rito per direttissima, il giudice ha concesso nulla osta per l'espulsione di entrambi e i due sono stati accompagnati nei centri per il rimpatrio. Sempre nel Padovano, stavolta tra Este e Solesino, i controlli dei carabinieri per la movida sicura. Una festa abusiva organizzata senza autorizzazione all'interno di un locale, 400 persone presenti e solo una delle tante irregolarità scoperte dai controlli dei carabinieri nella Bassa Padovana nel fine settimana. Il NAS ha interrotto la festa denunciando i titolari del bar e un cittadino di Este che aveva organizzato l'evento. I partecipanti infatti pagavano un biglietto d'ingresso facendo così decadere i regolamenti per i circoli. Un nigeriano invece è stato multato con una maxi sanzione da 32.000 euro perché aveva 4 lavoratori in nero. Numerosi anche i controlli su strada, identificate oltre 40 persone, 26 veicoli controllati, 12 alla fine sono stati denunciati, 3 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 35.000 euro. Adesso ci spostiamo in altopiano perché l'altopiano viene flagellato, come anche le zone del Bellunese, dalle predazioni. L'ultimo episodio nella zona di Melago. Qui non si fermano. Un'altra predazione nella notte in altopiano, questa volta ad Asiago, nella zona di Melago. Una giovane cerva sarebbe stata prima azzannata e poi sbranata da un lupo o forse da un piccolo branco. Dell'animale è rimasto solo il capo e parte del tronco. Ennesimo attacco selvaggio che racconta giorno dopo giorno un'emergenza che spaventa sempre di più il territorio.
asini, vacche, cervi, animali domestici, nessuno sembra escluso dalle predazioni. E a pochi giorni dall'apertura della stagione dell'alpeggio, che per tradizione va da Sant'Antonio a San Matteo, i gestori delle malghe e gli allevatori del territorio sono sempre più spaventati dalle premesse di questa nuova estate. La sicurezza, il tema della sicurezza, torniamo nella Marca trevigiana, vi raccontiamo il tentativo di alcuni malviventi di entrare in casa, ma i proprietari li hanno messi in fuga, è accaduto a Sant'Elena di Silea, il servizio. È stata una serata da incubo per la famiglia che era appena andata a letto quando ha sentito dei rumori. Abbiamo sentito dei rumori, avevamo anche la lavastoviglie accesa, pensavamo fosse la lavastoviglie che faceva sto rumore, però sentivo dei rumori forti. E allora mi sono alzato e come mi sono affacciato lungo il corridoio, io li ho visti fuori dalla porta che appena mi hanno visto sono scappati via. I ladri sono saliti dal balcone e utilizzando questa scala avevano già rotto la vetrata e stavano cercando di aprire la porta finestra. Probabilmente, ci racconta il proprietario, erano in 3, 2 sono saliti e uno teneva la scala ferma. Hanno dato più colpi al vetro fino quasi a romperlo. Paura immagino tanta. Certo che non te l'aspetti e sì, ho avuto un po' di paura, sono rimasto un po' là e dopo mi sono vestito, sono uscito fuori ma erano già scappati via. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Sì, abbiamo chiamato subito i carabinieri, sono stati anche bravi perché sono arrivati dopo 10 minuti, hanno dato un'occhiata, sì, hanno fatto il verbale, hanno scritto, ci hanno dato qualche consiglio e niente, domani andremo dai carabinieri, vedremo come seguire la cosa. Il tentato furto è avvenuto l'altra sera intorno alle 21:45. L'allarme, quando i ladri hanno provato a forzare la finestra, non era stato ancora acceso, ma la famiglia sta pensando di potenziare il sistema d'allarme. In quel momento non era acceso, ma finché non si apre la porta lui non parte. Sì, qualcosina in più penseremo di metterla, abbiamo già sentito l'elettricista e qualcosa in più la metteremo. I bambini fortunatamente si erano addormentati e non si sono accorti di nulla. Una zona, questa, ci racconta, dove ci sono stati altri raid. Qua in zona no, è successo in diverse case, però sì, ogni tanto vediamo gente che circola sospetta, macchine sospette che si fermano, che guardano. Sì, succede spesso. E poi c'è chi il furto non lo può denunciare perché turista, detta così sembra davvero un paradosso, ma è un paradosso che risiederebbe nelle pieghe della tanto contestata riforma Cartabia ed è una situazione, quella che vede protagonista la ministra brasiliana in questi giorni presente a Venezia per la Biennale Architettura, che ha fatto arrabbiare ovviamente gli albergatori e chi siede alla guida di Confturismo Veneto. Il borseggio venuto nei giorni scorsi a danno del ministro della cultura brasiliano Margareth Menezes mentre viaggiava su un vaporetto ha scatenato la reazione del presidente di Confturismo Veneto. Pare che sia una modifica apportata con la legge Cartabia per cui il cittadino italiano deve sporgere denuncia perché si possa perseguire lo spacciatore, mentre il cittadino straniero, se è straniero residente stabile in Italia, può farlo. Il cittadino di passaggio, lega turista, non può farlo. Allora questo significa comunicare ai malviventi nostrani, quelli abusivi sul territorio dello Stato e a tutti quelli del Mediterraneo: venite in Italia perché in Italia potete scippare i turisti tranquillamente e non vi succederà nulla. Michielli si è appellato al ministro alla giustizia Carlo Nordio. Confido nella sensibilità del ministro Nordio che, avendo operato tra l'altro a Venezia, risiedendo a Treviso, capisce cosa significa il concetto di ospitalità per il nostro paese. L'ospitalità si basa su due cose, lo prova lei, lo provo io, lo prova chiunque ci stia sentendo quando va all'estero. Dove vado? Vado in un paese dove sono sicuro e ho una buona sanità. Qualora questo messaggio passasse, e a questo punto passa per forza perché è finito sui giornali, lei si immagini a cosa potenzialmente possiamo andare incontro con la stagione estiva.
Intanto la ministra Menesis, che era a Venezia per la Biennale di Architettura, è stata ricevuta dal prefetto di Bari, che le ha espresso la propria vicinanza e quella delle istituzioni per il furto subito. Furti, scippi e borseggi anche di giorno, è una situazione che abbiamo raccontato e che vi stiamo raccontando, questa volta non a Venezia ma a Mestre, quartiere Altobello, e allora c'è un'assemblea pubblica nella quale sono tornati a riunirsi i residenti esasperati contro il comune. Sono capitati casi di persone che sono state scippate, aggredite davanti al portone di casa di giorno, a mezzogiorno per esempio, non c'è l'orario per essere aggrediti. Una risata più che amara che fotografa il clima con cui si vive ad Altobello, zona di Mestre in attesa di riqualificazione, soprattutto in attesa dello sperato arrivo delle telecamere, così come richiesto dal consigliere di opposizione Emanuele Rosteghin, dopo aver sentito porta a porta appunto direttamente loro, i residenti. Riprendiamoci la città, i due striscioni esemplificativi posizionati dai comitati di quartiere. Qui in questa zona che i mestrini conoscono come Maccalè, un tempo area depressa della città è decisamente pericolosa, anche se oggi le cose sono un po' migliorate, dove continuano a campeggiare gli slogan dei cittadini, con cui indefessamente continuano a chiedere al comune essenzialmente una cosa: dove sono finiti i soldi stanziati per Altobello, dicono. Manca la vivacità che non è assenza di cittadini, ma è assenza di iniziative pubbliche affinché i cittadini possano essere resi attivi, presenti sul territorio. Promesse disattese, capovolte nei fatti oramai da tanto troppo tempo, addirittura da anni, dicono sempre i cittadini. Negli ultimi tempi abbiamo un po' di insicurezza perché uscire dopo una certa orario della sera non è più consigliato, specialmente con due persone di una certa età come noi. Cittadini scesi nuovamente in piazza in un'assemblea pubblica. Perché bisogna partire dal basso per arrivare ad avere qualcosa. Secondo me, io sono solo 2 anni che abito qui, abitavo al Lido di Venezia e quindi è stato anche un trauma la differenza di ambiente. Oltre un centinaio sabato scorso, sfidando con ombrello, pioggia e vento, che vogliono il monitoraggio dell'aria con la presenza costante del poliziotto di quartiere. Quello che era stato proposto negli anni indietro, il vigile di quartiere o il poliziotto di quartiere, chiamiamolo come si vuole, che sia effettuato, che ci sia. E poi ci sono loro, le forze dell'ordine alle prese, spesso con problemi legati al loro servizio, alla loro quotidianità. A Treviso il caso, dopo il TAR, anche il Consiglio di Stato, con una sentenza, dà ragione al COISP, il sindacato di polizia COISP, sulla vicenda dei buoni pasto per gli agenti della Polaria di Treviso. Sentite. Una vittoria contro lo Stato da parte dei poliziotti, ma come ho detto, più che una vittoria da parte dei poliziotti è una sconfitta della Polizia di Stato, perché la Polizia di Stato dovrebbe tutelare i poliziotti, non dovremmo andare noi a cercare in tribunale per difendere i nostri diritti. Soddisfazione ma anche amarezza, sentimenti contrastanti per una vicenda che si è conclusa con una sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione al COISP. Al centro i buoni pasto per gli agenti della Polaria di Treviso, ai quali spetterebbe la mensa all'interno della struttura, ma mancando questa, spiega Cordone, avrebbero diritto ai ticket restaurant. Nel 2019, nel luglio 2019, su disposizione della Questura, su un'ottica di ottimizzazione delle risorse, è stato tolto il ticket restaurant ai colleghi della Polaria di Treviso, asserendo che facevano il tempo ad andare a mangiare in questura. La tempistica non c'è. Quindi, togliendo il ticket, i colleghi non mangiavano. Dopo alcune lettere e segnalazioni, il COISP decide di fare un ulteriore passo. Abbiamo fatto ricorso al TAR vincendolo nel 2020. Fatto resta che dopo la vittoria al TAR c'è il Consiglio di Stato e al Consiglio di Stato abbiamo vinto anche al Consiglio di Stato abbiamo vinto. Una sentenza che crea un importante precedente. È il primo caso in Italia. Questo qua è il primo caso in Italia perché non era mai accaduto prima che toglievano dei diritti ai poliziotti e costringevano i poliziotti a muoversi a livello dei ricorsi. E non sarà nemmeno l'ultimo perché stiamo già pensando di fare altre attività verso i tribunali, a meno che il Ministero dell'Interno si decida a fare qualcosa.
La battaglia dunque del COISP, adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta parleremo anche ovviamente della situazione maltempo. Dopo la busta con proiettili recapitata al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, il presunto autore del gesto era tornato sotto il comune ieri urlando e inveendo. Solidarietà e ferma condanna degli episodi da parte delle istituzioni, e arriva l'invito del presidente dell'Anci Veneto agli amministratori, spesso esposti ad atti intimidatori, a fare squadra. È l'ennesimo atto intimidatorio e minaccia nei confronti di un sindaco. Tutta la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco Bevilacqua. Ricevere questo tipo di intimidazioni anche addirittura attraverso buste con pallottole è davvero sgradevole e mina quella sicurezza e serenità che devono essere invece una delle caratteristiche di coloro che decidono di amministrare il bene comune e di servire la propria comunità. Quindi condanniamo convintamente questi gesti. La cosa che dobbiamo evitare è che il sindaco si senta da sola, no? Intanto per martedì 23 maggio è stato convocato un consiglio provinciale straordinario ad Arzignano in cui saranno invitati tutti i sindaci dell'area proprio per manifestare vicinanza e solidarietà alla prima cittadina, bersaglio delle minacce da parte dell'uomo che è stato denunciato e destinatario di un avviso orale emesso dal questore, oltre ad essere stato sottoposto a vari divieti, tra cui quello di possedere armi e liquidi idonei ad arrecare offese alle persone. Un caso isolato nel panorama vicentino che annovera nei primi mesi del 2023 un trend relativo agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori in calo rispetto al 2022, in cui nell'arco dell'anno sono stati registrati dalla prefettura 13 episodi, molti dei quali riconducibili a contenuti ingiuriosi via social. Anche nella provincia di Vicenza il trend è in diminuzione. Tra l'altro l'Osservatorio Nazionale per la valutazione e l'esame degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori ha confermato questo trend in diminuzione che già si era registrato nel 2022, quindi anche nel primo trimestre del 2023 è confermato il dato in decremento. Avete visto nel servizio intervistato anche il sindaco di Treviso e in questo caso presidente di Anci Veneto Mario Conte, che lo ricordo è protagonista del sondaggio che abbiamo lanciato in questa prima edizione che riguarda strettamente la politica, ovvero le regionali 2025. Vi chiediamo, governatore del Veneto Mario Conte dopo Zaia, è un'ipotesi che aleggia da tempo, negato ovviamente sia da Zaia che da Mario Conte, ma c'è come ipotesi. Allora, se per voi sì, è un'idea giusta, può essere l'uomo giusto Mario Conte dopo Zaia come candidato ovviamente del centrodestra, oppure se sarà davvero così, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690. Ovviamente questa sera il sondaggio avrà il suo esito proprio durante la trasmissione Ring, come ogni lunedì sera dalle 21:15 con il vice direttore Ferdinando Avarino, un Ring nel quale ospite proprio Mario Conte, che quindi commenterà proprio in diretta l'esito di questo sondaggio, quindi da non perdere questa sera una puntata con Mario Conte per parlare non solo della vittoria di Treviso di una settimana fa, anche del futuro di Treviso, ma anche ovviamente come presidente di Anci Veneto e perché no su questa ipotesi delle regionali 2025. Si parlerà anche di ovviamente situazione di abitabilità, dei caro affitti, della protesta degli universitari, quindi anche la questione casa. E poi c'è un altro tema, l'altro tema che riguarda il maltempo, e allora apriamo questa pagina. Splende il sole sul Veneto in queste ore già da ieri, però l'eco di quanto accade e è accaduto in Emilia-Romagna è ancora fortissimo, e non solo in Emilia-Romagna. Allora partiamo proprio con una notizia che riguarda il Po, una notizia che in qualche modo ci riguarda, avendo il Po anche nella nostra regione, il passaggio del Po. Questa è la situazione del Po in Piemonte a Torino. Ecco, la notizia buona di questa mattina è che è tornato sotto il livello di guardia, c'era l'attesa per la piena. L'informazione è arrivata questa mattina da un aggiornamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
dopo che l'esaurirsi della pioggia da ieri a sera i livelli dei corsi d'acqua sia principali che secondari venivano dati in diminuzione, ad eccezione dei fiumi appunto Po e Tanaro. In attesa dell'aggiornamento per l'allerta che l'ARPA ieri aveva già derubricato a gialla per gran parte della regione, parliamo dunque del Piemonte, il rischio idrogeologico arancione resta soltanto per una parte della pianura sul corso del Po e la vigilanza meteorologica è divenuta da debole a assente a seconda delle zone. Per quanto riguarda gli scenari di innesco di frane superficiali, sono poco o moderatamente diffusi in gran parte della regione Piemonte, isolati nella pianura settentrionale e assenti nella zona del Toce, nel Belbole Bormida e nella zona dello Scrivie, quindi le condizioni meteorologiche che anche in Piemonte sono in miglioramento, ma chiaro che ha destato impressione vedere la situazione del Po come vediamo in queste immagini nel sopralluogo aereo dei vigili del fuoco. A proposito del sopralluogo aereo, vediamo anche le immagini ieri della Premier Giorgia Meloni in Emilia-Romagna, che ha visitato anche in aereo i territori devastati dell'Emilia-Romagna, dove ci sono ancora 879 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, 244 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, che sono i territori nei quali permangono le maggiori criticità. Ricordiamo che domani è previsto il Consiglio dei Ministri che discuterà dei danni e degli aiuti da distribuire. Lunedì, oggi, la Premier ha fatto sapere che passerà tutta la giornata con i ministri per ottimizzare i provvedimenti. Ha detto Meloni, il governo c'è, è stata una tragedia ma può essere un'occasione per rinascere più forti. Come sapete ha lasciato il G7 in Giappone qualche giorno fa proprio per essere presente in Emilia-Romagna, ha escluso, come sappiamo, che si possano utilizzare i fondi del PNRR, anche se è consapevole, dice Meloni, che serviranno molte risorse per riparare i danni ad ora difficili anche da stimare. Questa è la situazione in Emilia-Romagna. Nel frattempo, e vi do anche questa notizia che riguarda in un certo senso anche la nostra regione, perché una delle persone più note che proviene dall'Emilia-Romagna, ovvero Laura Pausini, ha fatto sapere attraverso i canali social che il suo cachet dei live di Venezia, dei concerti che sono previsti, come sapete, in Piazza San Marco il 30 giugno, sabato 1 luglio, domenica 2 luglio, verranno devoluti ai comuni colpiti dall'Emilia Romagna. I fondi andranno a Solarolo, Castel Bolognese e Faenza. Scrive Laura Pausini: ciao a tutti, come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che lo abitano. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie con tutte le info di raccolta utili. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia, ai comuni di Solarolo, dove sono cresciuta, di Castel Bolognese, dove vivono i miei genitori, e di Faenza, dove sono nata e dove vive mia sorella. Un ritorno sul palco dopo 4 anni, chiude Laura Pausini, e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. Quindi questo è il gesto di Laura Pausini per la popolazione della sua terra, devolvendo i cachet dei 3 concerti che, come sapete, sono previsti in Piazza San Marco quest'estate a Venezia. Allora restiamo a Venezia, o meglio a Marghera, perché certamente la situazione è in miglioramento, ma il monitoraggio delle condizioni climatiche, ormai giocoforza, è diventato fondamentale per tutti i governi regionali, e questa mattina in regione l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, peraltro di ritorno proprio in queste ore dall'Emilia Romagna, dove ha guidato anche gli uomini della protezione civile negli aiuti, ha presentato un nuovo sistema, chiamiamolo così, ma ce lo dirà meglio lui, per monitorare le criticità un po' in tutto il territorio. Ovviamente ci può parlare anche di quanto ha visto in Emilia Romagna. Dovrebbe esserci, ecco, la vedo collegata da Marghera, dalla sala della protezione civile che ben conosciamo di Marghera, la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, a te. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede della Protezione Civile di Marghera insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, che è tornato proprio, si potrebbe dire, questa notte dall'Emilia. Com'è la situazione al momento, Assessore? Ma la situazione è abbastanza complicata, nel senso che l'Emilia Romagna ci ha chiesto un supporto affidandoci
6 comuni, 3 della pianura e 3 della collina, e sono dei comuni che hanno avuto parecchi danni, in modo particolare Solarolo in pianura, in provincia di Ravenna, ha l'80% delle abitazioni che sono state invase dall'acqua, quindi la situazione è complessa, manca l'acqua, nel senso che è saltata la rete idrica, in montagna solo nel comune di Brisighella manifestate 400 nuove frane, manca la corrente elettrica, quindi la situazione è complicata. Devo dire che comunque si vede che anche lì i cittadini non si sono persi d'animo e si sono messi subito a lavorare. Ovviamente noi cerchiamo di portare il nostro aiuto, abbiamo lì 130 volontari di protezione civile anche oggi, abbiamo una decina di funzionari della regione che stanno seguendo anche dei cantieri in supporto appunto all'Emilia Romagna, uno importante a Faenza dove ci sono state 2 rotte arginali, stiamo ricostruendo l'argine, quindi si cerca di dare una mano ai nostri vicini, all'Emilia Romagna, sia ai cittadini che alla regione, che ovviamente in questo momento è sotto stress perché la situazione è veramente complicata e il numero di cittadini coinvolti è veramente alto. Assessore, in questi giorni c'è stata qualche polemica, si è tentato di fare alcuni paragoni tra il Veneto e l'Emilia, lo stesso governatore Zaia ha detto io paragoni non ne voglio fare, con lei invece poco fa si parlava del fatto che dopo quanto subito dalla nostra regione dal 2010 e poi con altri eventi, Vaia, poi l'Acqua Grande eccetera, sono stati messi in piedi moltissimi interventi con un piano di oltre 300 milioni che hanno permesso al Veneto di affrontare poi comunque situazioni di stress che si sono presentate. Sì, assolutamente sì. Dopo il 2010, l'alluvione del 2010 ha interessato mezzo Veneto, e la Regione si è dotata di un piano di opere messo a punto con l'Università di Padova e con l'autorità di bacino distrettuale, che vale 3 miliardi e mezzo nel complesso. Noi ci siamo attivati e abbiamo già avviato lavori e molti operativi terminati per oltre 1,5 miliardi di euro di opere che sono non solo i bacini di laminazione di cui tanto si parla in questi giorni, ma anche consolidamenti arginali, rinforzi arginali, briglie, sistemazioni di frane, insomma tutta una serie di altri interventi. Solo di manutenzione abbiamo investito 320 milioni negli ultimi 8 anni. E quindi si va in quella direzione. Se abbiamo fatto 1,5 miliardi di euro di opere ma ne mancano ancora 2, vuol dire che c'è ancora molto da fare, però la strada intrapresa è quella giusta, perché come diceva lei abbiamo avuto una riduzione degli effetti rispetto al 2010 con eventi 2018 e 2019 e anche direi 2020 che hanno registrato precipitazioni piovose maggiori rispetto a quelle nel 2010, parlo di precipitazioni piovose di picco naturalmente. Allora, bene gli interventi, bene le regioni che si attivano anche singolarmente, ma qui c'è una norma che va cambiata. L'ostacolo che noi incontriamo è quello delle normative che sono complicatissime e quindi per realizzare le opere di difesa del suolo, che secondo me dovrebbero avere la priorità assoluta perché servono per salvare vite umane, invece le normative sono complicatissime e ci vogliono anni e anni per farsi approvare i progetti e per realizzare poi le opere. E io credo sia necessaria una semplificazione normativa. D'altro canto siamo il paese in cui dopo il crollo del ponte Morandi il governo ha dovuto fare un decreto che diceva che si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Allora io credo sia giunto il momento che le leggi dello Stato debbano essere cambiate se vogliamo salvaguardare la vita umana prima di questo, altrimenti stiamo salvaguardando qualcos'altro ma non la vita umana, e questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Sottolineo che sono norme di legge statale perché la Costituzione prevede che in materia ambientale solo lo Stato possa legiferare. Noi ci abbiamo provato nel 2016 come Regione con una norma di semplificazione regionale, il governo ci impugnò la legge e la Corte Costituzionale disse che aveva ragione il governo perché solo lo Stato può intervenire in questa materia con la semplificazione. Per cui io mi auguro che il governo intervenga, ma ho sentito dichiarazioni di diversi ministri che vanno in questa direzione, quindi mi auguro che questo accadrà nel più breve tempo possibile. Assessore, in velocità, prima di restituire la linea allo studio, oggi qui nella sede della Protezione Civile voi avete presentato un nuovo sistema per comunicare alla popolazione le eventuali criticità sul nostro territorio.
Sì, noi da anni le regioni fanno le previsioni meteo destinate agli eventuali allertamenti e poi, una volta elaborati i dati, in base agli effetti al suolo che si prevedono, questo bollettino viene inviato a tutti gli addetti ai lavori, i sindaci che sono autorità locali di protezione civile, i vigili del fuoco, le prefetture, le forze dell'ordine e così via. Poiché poi dopo il sindaco deve avvisare la popolazione, pensiamo che una sintesi anche molto intuitiva con dei colori che lasciano, come dire, poco spazio alla fantasia e all'interpretazione, ma in maniera chiara e semplice, abbiamo predisposto questo bollettino semplificato da divulgare via social e pensiamo sia uno strumento utile per i cittadini per capire quello che si sta per presentare. E questo nell'attesa dell'attivazione di quel sistema di allertamento destinato al singolo cittadino che si chiama IT Alert, che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha già pronto, a quanto mi risulta, e che dovrebbe iniziare ad utilizzare nel più breve tempo possibile, io mi auguro, però è da 2 anni, 3 anni che stanno ragionando su questo sistema, quindi credo che ormai siamo pronti a... Nel frattempo noi utilizziamo questo meccanismo, l'utilizzo di un bollettino semplificato sui social per informare i cittadini. Dico ai cittadini: non guardate siti strani su internet, perché loro cercano di avere tanti contatti perché così fanno la pubblicità. Noi quando emettiamo il bollettino lo facciamo dopo aver fatto delle valutazioni molto attente, sono previsioni, quindi per definizione non possono essere certezze, ma chi ci mette la firma ha fatto una valutazione molto attenta e non sta cercando like. Ecco, questo è molto importante, il messaggio da parte dell'assessore Bottacin, che ringrazio per essere stato qui con noi. Qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, con Sandro Ponchio, e grazie anche all'assessore Bottacin. Quindi insomma è importante anche quello che ha detto, attenzione ai siti particolari che vanno spesso a caccia di like. Nasce questo sistema semplificato, un bollettino chiaro che verrà appunto diffuso sui social nei momenti in cui si prevedono criticità, e quindi come diceva Bottacini, insomma la regione, insomma l'amministrazione regionale non cerca di certo i like, e quindi può essere più affidabile sia in un senso che in un altro. Abbiamo visto la protezione civile in questi giorni attivissima sul fronte Emilia, abbiamo visto i vigili del fuoco, abbiamo visto anche la protezione civile degli alpini, ma c'è anche la Croce Rossa di Padova in Emilia Romagna, guardate. Prima a Forlì per 2 giorni, poi a Conselice, il comune tra i più colpiti dall'alluvione in Emilia. La squadra veneta della Croce Rossa è appena tornata dopo una settimana di lavoro senza sosta per portare soccorso e aiuti alle popolazioni. Tra di loro Manuel Levorato del Comitato di Padova, infermiere e operatore specializzato nel salvataggio in acqua. Nei primi giorni la corrente era molto molto forte, noi siamo dotati di gommone rafting, da raft, e abbiamo prestato soccorso di tutti i tipi, sia dal punto di vista sanitario, quindi il classico 112/118, ma con la difficoltà di dover soccorrere con 1 metro, 1,5 metri d'acqua, quindi portare via anche i pazienti, a portare i pasti perché non c'è luce. Niente corrente né acqua potabile per chi resta in casa. La Croce Rossa porta cibo, medicinali e presta soccorso arrivando nelle abitazioni a bordo dei gommoni. Un lavoro senza sosta in collaborazione con le squadre che arrivano da tutta Italia grazie ad una solidarietà incredibile. Le persone sono di una dignità incredibile, sereni nella loro drammaticità. Ok, ci ringraziano al nostro passaggio e noi ce la mettiamo tutta. Così dunque la Croce Rossa Veneta in Emilia Romagna. Adesso restiamo in tema perché con i nostri Daniele Garbini e Simone Squarcina abbiamo fatto un piccolo viaggio nelle zone dei fiumi, nell'area di Lonigo, ovviamente per monitorare la situazione dei fiumi in quella zona del Vicentino alla luce di quanto è accaduto in Emilia Romagna. Allora la linea a Daniele Garbin. Daniele. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo a Lonigo, lungo il canale Brendola. Siamo con il presidente Silvio Parise del Consorzio Alta Pianura Veneta. Buongiorno a tutti. Ecco, subito qui perché parliamo di rischio idraulico. Non a caso abbiamo scelto questo posto perché?
Ma il Fiumicello Brendola è un posto importante, come vedete quanta acqua adesso dopo anche un giorno che non sta piovendo sta scendendo, perché questo è un canale di 13 km che porta via tutta l'acqua, è duplice come sua funzione, perché fa da irrigazione durante l'estate quando serve, ma soprattutto durante il periodo invernale o come adesso queste piogge fa anche da bonifica. Ecco, noi siamo qui perché la preoccupazione è dopo i fatti dell'Emilia, no? Qua, in questo momento la situazione è a rischio idraulico, abbiamo visto anche del rapporto dell'ISPRA che per esempio lascia molti, il 20% c'è un alto rischio idraulico secondo questo rapporto, l'allarme rosso, e l'altro circa 22%, 27% invece il rischio arancione. Ecco. Mi preoccupa la situazione com'è in questo momento. Ma è importante che hanno fatto questa statistica perché vuol dire che l'80% del territorio in qualche maniera l'abbiamo tutelato. In questo caso nel Fiumicello Brendola, che è la confluenza del fiume Guà, abbiamo a monte i nostri bacini di Trissino, i primi due bacini, e quello di Montebello che è il bacino costruito il più vecchio d'Italia, perché non a caso quest'asta diciamo fluviale parte da Requaro, una delle zone più piovose d'Italia, mi dicono d'Europa. Quindi queste cose qua noi le abbiamo già fatte da tempo e oggi ci sentiamo moderatamente ottimisti. Ecco, facciamo proprio un inquadramento. Voi vi occupate di quanti comuni e di qual è la rete di cui vi occupate? Allora, noi ci occupiamo di 96 comuni, abbiamo una rete idraulica che è di 2890-2880 km di fiumi e abbiamo un territorio di 176.000 ettari, quindi un territorio molto vasto. Ecco, e di questo molti cittadini si chiedono, dopo queste immagini terribili dell'Emilia, siamo a rischio, potrebbe succedere un evento simile o cosa è stato fatto nel frattempo? Ma se in questa zona, come dicevo, a monte di questo fiume, perché questo torrente in parte anche da risorgiva, abbiamo costruito un bacino, il bacino di San Valentino, qua nella zona di Brendola, appunto per salvaguardare, viste le condizioni del 2010, tutto il territorio. Quindi ci sentiamo ottimisticamente diciamo, sicuri. Ecco. Se dobbiamo porre l'attenzione, c'è qualche area a rischio nel bacino attorno a Vicenza? Ci ricordiamo l'alluvione del 2010, qualcosa potrebbe ripetersi? Cos'è che è l'attenzionato per voi che vi preoccupa di più? Ma tutto sommato l'ultimo evento particolare è stato quello di Torri di Quartesolo, quindi l'asta del Tesina, ma però stanno già lavorando adesso anche il bacino di Via Diaz, che quindi anche quello va a salvaguardare parte del Bacchiglione, quindi credo che noi non ci siamo girati i pollici dopo l'alluvione del 2010 e abbiamo messo in essere parecchie soluzioni, quindi sono, come dicevo prima, ottimista da questo punto di vista. Ecco, allora a questo punto questo messaggio importante, noi insomma la ringraziamo per essere qui. Prego. Ecco. E restituiamo anche la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin, il tuo ospite. Chiudiamo allora la pagina sul maltempo, vediamo se ci saranno altri aggiornamenti. Apriamo invece la tematica della sanità e c'è una spina nel fianco che è quello delle liste d'attesa. Arriva una proposta di Padova Bene Comune per voce di Antonino Pipitone, lo conoscete bene, che è anche medico nella sanità regionale. Sentite. La mia esperienza è di una quantità impressionante di pazienti che, io faccio diabetologo, diabetici che aumentano in maniera esponenziale. Io ogni giorno vedo 2-3 pazienti in 9 visite che si aggiungono a quelli che ho già e francamente la mia lista d'attesa va a oltre un anno. Questa la testimonianza di Antonino Pipitone, medico e leader del movimento Padova Bene Comune. L'attesa per i pazienti è oramai troppo lunga e se in regione si è bloccata la delibera sull'overbooking, arriva da Padova una proposta per accorciare le liste d'attesa. La proposta che facciamo come Padova Bene Comune è anche una domanda: perché la Regione Veneto non investe sui propri specialisti ambulatoriali del territorio? Io sono uno specialista ambulatoriale interno, ci chiamiamo così, gestiamo la salute dei cittadini del territorio, diabetologia, cardiologia, reumatologia. Non si capisce perché non si chiede agli specialisti sulla base di volontaria di fare delle ore in più. La Regione deve investire nelle risorse umane che ha già in casa,
medici che sono disposti a fornire ulteriore assistenza. In provincia di Padova siamo circa 170, quindi delle varie specialità. Questo non risolve il problema, ma certo sicuramente dà un alleviamento a tante persone che hanno bisogno di salute, perché per esempio la Regione preferisce dare i soldi alle cliniche private convenzionate e non, ribadisco, ai propri medici che lavorano nel pubblico. Chiedeteci, se mi chiedono, faccio l'esempio, se mi chiedono se io sono disponibile a fare un ambulatorio in più ogni 15 giorni, per esempio, ogni settimana, ogni mese, io sono disposto a farlo. Nella filiera della sanità ci sono anche, come sapete, le farmacie. A Treviso si è discusso del loro futuro. Sono state in prima linea durante la pandemia, dalla vendita di mascherine e gel igienizzanti alla somministrazione di test e vaccini anti-Covid. Oggi le farmacie si interrogano sul loro futuro e sulle sfide da affrontare. Quello della farmaceutica è un tema che arriverà anche sui tavoli di Bruxelles dopo una serie di rinvii. L'Europarlamento è pronto ad affrontare la revisione della legislatura in materia, a partire da un importante problema. C'è il problema appunto della carenza di farmaci che ora è diminuita, ma ce ne sono alcuni che non sono proprio sono introvabili, per cui dobbiamo capire con la ricerca come poter sostituirli o altro. Il futuro delle farmacie è stato al centro di un convegno che ha sintetizzato le 500 pagine di un dossier nato dopo 6 mesi di lavoro, il monitoraggio di 9 tendenze socioculturali, 120 ore di osservazione etnografica sul campo da parte di un team di 12 esperti di diverse materie. Ne è scaturito un focus sui cambiamenti ai quali le farmacie dovranno far fronte, ad iniziare dalla rivoluzione tecnologica che richiederà non solo nuove apparecchiature, ma anche nuove competenze. Uscire dal bancone e trovare del tempo per innovarsi, per confrontarsi con i colleghi, ma soprattutto anche con imprenditori di altri settori, perché possono portarci degli spunti. Liberare tempo. L'imprenditore deve avere un po' più di tempo, non può stare solo dietro al banco. La nostra professione, così come molte altre, necessariamente dovrà incontrare un cambiamento, e questo cambiamento sarà a breve, e dovremo confrontarsi con un mondo che cambia, con le nuove tecnologie e con la necessità di essere sempre più vicini al paziente, andando incontro ai veri bisogni e mettendoci in discussione, cambiando quelle che sono le nostre regole e le nostre sicurezze, la nostra comfort zone. E c'è chi usa ormai da tempo la tecnologia, i social, per raccontare invece la propria malattia, uscendo dall'imbarazzo e spesso dalla vergogna. Lo sta facendo Martina Santagiuliana, modella e blogger di Recoaro Terme, che appunto racconta 30 anni di vita segnati dalla malattia, tra ricoveri, dolori lancinanti, ma anche successi. Sentiamola. Sui social per raccontare la sua storia, la sua malattia, per testimoniarla agli altri, incitarli a non avere paura né vergogna di parlarne. Lei è Martina, modella e blogger 33enne che combatte ogni giorno con la retocolite ulcerosa e ha abbracciato la filosofia dell'aprirsi per aiutare gli altri. Io ho iniziato a sensibilizzare proprio in un momento in cui la malattia era brutta. Spulciando sui social vedevo questa finta ostentazione di è tutto bello, la vita è bella, è tutto perfetto, e quindi così mi ha scattato quel qualcosa, ho detto no basta, io adesso devo parlarne, e così ho iniziato a parlarne sui social e a portare piano piano le persone all'interno della mia vita. Malattia cronica e invalidante che si è manifestata quando aveva 4 anni e che nel corso del tempo l'ha portata a fare i conti con dolori lancinanti, ricoveri e interventi. È un continuo stare male, è un continuo avere alti e bassi, io dico sempre che è come vivere sulle montagne russe. Ma di montagne ne ha scalate, in primis quella del mettersi in gioco, e oggi conta circa 100.000 follower, molti dei quali trovano nei suoi video conforto e riscontro. Intraprendere il percorso di modella, quelle cose lì, l'ho intrapreso per andare contro quello che era la mia patologia, nel senso che le cicatrici che porto sull'addome era sempre un mettersi in gioco e sconfiggere il fatto che io non amavo comunque farmi vedere in costume, odiavo le mie cicatrici, e quindi era un modo per dire no, devo accettarlo e devo farlo accettare, tra virgolette. Tanti progetti in cantiere, ma con un obiettivo: aiutare gli altri nell'affrontare le difficoltà quotidiane determinate dalla malattia. A me piacerebbe tanto poter fare qualcosa in più, cercando di sensibilizzare il più possibile, cercando di poter dare piccoli spazi e cercando di rendere la vita già difficile, molto difficile, delle persone che soffrono di BD nel quotidiano.
Restiamo nel Vicentino, ma parliamo di scuola. Un altro tema importante che riguarda la scuola è quello delle iscrizioni in calo, un po' in tutta la regione. Nel Vicentino per l'anno scolastico 2023-2024 si registra un forte calo nelle iscrizioni e quindi si è costretti a tagliare il numero delle classi. Saranno 1122 gli studenti in meno che si siederanno tra i banchi delle scuole vicentine nel prossimo anno scolastico, il che comporterà un taglio di 52 classi. Taglio trasversale che riguarda sia le prime sia le classi intermedie che erano sottodimensionate, che avevano cioè un numero di studenti inferiore a quanto dettato dalla norma. Il calo superiore riguarda le elementari. Questo quanto emerge dai dati dell'ufficio scolastico territoriale. A giugno io spero che verranno assegnate ulteriori risorse con quello che noi chiamiamo organico di fatto e quindi di avere la possibilità di ripristinare queste classi intermedie per non incidere ulteriormente sul benessere degli studenti che sono reduci da 3 anni di pandemia. Per contro ci saranno più iscritti alla scuola dell'infanzia, il che non dipende però dall'aumento delle nascite, ma dalla fuga dalle paritarie a favore delle statali. Vicenza, come altre province del Veneto, però vede per il prossimo anno un aumento degli iscritti alla scuola dell'infanzia, non perché vi siano più nascite, ma perché molte famiglie in difficoltà economica aderiscono all'offerta formativa della scuola statale rispetto alla scuola paritaria. Scuole che stanno per finire in quest'anno scolastico, perché già si guarda, come diciamo nel servizio, al prossimo, al 2023-2024, e stanno per iniziare i centri estivi e da Treviso arriva una proposta particolare. Utilizzare i centri estivi anche come strumento per dare una risposta al disagio giovanile. Quante volte abbiamo raccontato di baby gang, di vandalismi, di situazioni di disagio giovanile peggiorate anche dopo la pandemia. Allora la proposta è utilizzare i centri estivi anche come una forma di valvola di sfogo alternativa al disagio. 3 settimane ancora e poi nelle scuole del Veneto suonerà l'ultima campanella dell'anno scolastico. Sono settimane durante le quali i genitori iniziano a guardarsi intorno alla ricerca dell'attività da far seguire ai propri figli durante le vacanze, mentre i centri estivi si preparano per offrire a ragazzi e famiglie proposte sempre più specializzate. Anche quest'anno, come nel 2022, si ripresenta il problema della carenza di animatori, complice la denatalità ma anche la poca propensione ad avvicinarsi a questo mondo. Una ventina quelli che mancano all'appello per la cooperativa Comunica, che ha deciso di ridurre di un 10-15% il numero dei centri per questa estate. Quest'anno abbiamo fatto una scelta di ridurre un po' il numero di centri estivi rispetto al solito, proprio per poter fare una selezione di qualità degli animatori. Quindi a priori abbiamo scritto anche ad alcuni comuni in cui le gare magari erano anche molto basse come importi, che preferivamo rinunciare. Denatalità che influisce anche su una riduzione delle iscrizioni iniziata nel 2019. Non abbiamo più, come qualche anno fa, i centri estivi da anche 100 bambini, ma adesso un centro estivo va dai 20 ai 60 al massimo. A 60 è già quelli veramente che ne hanno tanti. C'è però quest'anno un aspetto positivo legato alle rette. Siamo riusciti a tenerle abbastanza allineate e in alcuni casi siamo riusciti anche a abbassarle perché non ci sono più i costi Covid. Rispetto al passato, il mondo dei centri estivi va sempre più verso una frammentazione della proposta, con offerte che vanno da quella naturalistica alla linguistica e sportiva, e questo comporta una progressiva scomparsa del centro estivo classico. Ci dispiace un po' perché in realtà il centro estivo classico aveva il vantaggio di far stare tutti quanti assieme e veniva utilizzato un po' da tutti, perché in questa maniera qua si è legato sempre a un interesse che può essere quello sportivo, naturalistico, del teatro, della lingua, eccetera. Alla fine si creano dei gruppi e quando si creano dei gruppi qualcuno rimane fuori. E quelli che rimangono fuori insomma, stanno in giro per strada durante l'estate, con il rischio che poi si colleghino a tutte le problematiche che vediamo. Comunica sta lavorando con le realtà dei territori come associazioni e società sportive per progetti pilota che vadano proprio nella direzione di creare occasioni di inclusione per i più giovani. Sono una importante leva educativa. Quello che noi negli anni abbiamo cercato di spiegare è che l'educazione informale, come i centri estivi, è parallela a quella della scuola.
e quindi serve moltissimo perché si sviluppano delle altre dinamiche e hai degli altri strumenti con cui puoi intervenire per risolvere alcune situazioni. A proposito di inclusività, sempre dalla Marca trevigiana la storia di due sorelle, Sara e Alessia di Pederobba, ospiti ieri della nostra prima edizione, che raccontano del loro blog che hanno creato per segnalare città e musei accessibili alle persone con disabilità. Prendiamo il Duomo come punto di... È il 2016 quando Sara e Alessia Michelon sono in vacanza in Toscana. Ben presto però le due sorelle di Pederobba si rendono conto che non possono condividere tutte le tappe del viaggio. Lei ha potuto visitare i musei, i luoghi, io mi sono trovata fuori. È stato disagevole sia per lei che ha aspettato fuori perché si è sentita ovviamente a disagio, e invece io dentro che dovevo fruire velocemente delle cose perché dicevi, ti sentivi in colpa perché io potevo godere delle bellezze che offriva il museo e l'Ale no. Un'esperienza che porta l'anno dopo Sara a scrivere la sua tesi di laurea sul turismo accessibile promosso tramite social. È così che nasce il sito e il blog Ruote Libere, nel quale le due sorelle mappano città, borghi, spiagge accessibili alle persone con disabilità. Quando noi ci muoviamo la cosa più difficile è trovare le informazioni che ci permettano di capire se noi possiamo accedere oppure no in un determinato luogo, e quindi tante volte ci capitava di prendere la macchina e arrivare nel posto e non poterci entrare, e quindi si tornava indietro. E invece quello che stiamo facendo noi è andare, tra virgolette, in fase di test noi, a vedere se questi luoghi siano meno fruibili, mapparli, quindi abbiamo il nostro portale e il blog dove appunto andiamo a segnalare tutte queste informazioni. Informare chi è in sedia a rotelle sui luoghi accessibili, ma anche smuovere le coscienze sull'importanza di abbattere le barriere architettoniche, anche semplicemente con i corretti comportamenti, come spiega con questo messaggio Alessia. Ogni tanto chi parcheggia nel marciapiede o la macchina o monopattino o il bidone dei munizi devono mettersi come si dice, nei tuoi di panni. fronte, devono pensare a una persona con la sedia a ruote come fa a passare. Il blog di Sara e Alessia ha ben presto fatto il giro d'Italia e le due sorelle in questi mesi sono state contattate da ogni regione. Un mese fa ci hanno contattato di andare a Bergamo a testare dei luoghi fuori regione. In Sicilia, ad esempio, ci hanno contattato, poi Torino ci hanno contattato. Siamo andate a Bergamo e dei ragazzi di Bergamo ci hanno detto, sai, mi sono sempre fermata a Bergamo Bassa perché non sapevo se in Bergamo Alta si poteva andare. E quindi quando ci scrivono così, proprio ci danno la prova che quello che stiamo facendo sta funzionando. Le due sorelle Michelon non hanno nessuna intenzione di fermarsi, pronte a partire per Firenze e Roma, ma nel cassetto c'è il sogno di allargare i loro viaggi anche al di fuori dei confini italiani. Iniziare a mappare di più qua in Veneto, dopo perché no, appunto magari fare un tour della Spagna in camper per mappare un po'. Complimenti a queste due sorelle, a Sara e Alessia. Il loro blog è anche ovviamente uno sprone per realizzare delle città a misura di tutti i turisti, davvero tutti. A proposito di turismo, restiamo nella Marca trevigiana e a Tarso al via i progetti finanziati dal PNRR per il rilancio dei borghi. Tra le splendide colline patrimonio UNESCO, tra paesaggi incantevoli, ha preso il via uno dei 20 progetti finanziati dal bando Borghi con i fondi del PNRR. Cortili dell'Arte 3.0, attività culturale del progetto Cortili Frattali, presentato dal Comune di Tarso. Ospite lo street artist internazionale Luca Barcellona, impegnato tra arte, storia e tradizione a scrivere e a rendere graficamente alcuni proverbi storici dialettali. Non mi capita innanzitutto di scrivere in contesti di questo tipo, che sono bellissimi ma sono molto lontani dalla mia realtà, che è Milano centro, per cui figurati, e in dialetto poi, però niente di più ficcante, di più giusto, di più armonico in un posto del genere. L'obiettivo del progetto è quello di riqualificare il borgo di Fratta, che si affaccia sugli unici laghi delle colline UNESCO, attraverso cultura, arte, dando nuova vita a cortili e borghi. Tra gli 11 interventi previsti da Cortili Frattali, finanziato con quasi 1,6 milioni di euro del PNRR, c'è poi un intervento in ambito sociale.
dandole anche un significato sociale, perché ricordiamo che all'interno del progetto c'è la creazione anche degli alloggi sociali che ci consentono di riqualificare una parte di immobili che attualmente sono in disuso e vengono riqualificati e riportati alla luce. Fratta è pronta a rimettersi a nuovo anche per accogliere sempre più turisti. In pochi anni infatti il numero delle presenze è salito da 4.000 all'anno alle quasi 20.000 del 2019. Noi speriamo che con questo progetto e anche con queste attività culturali importanti possiamo dare non solo nuova vita a questo borgo, ma una nuova possibilità a chi questo borgo lo vive oppure verrà a vivere. Ancora nella Marca, aperto ufficialmente oggi il nuovo ecocentro di Trevignano, una struttura all'avanguardia per lo smaltimento anche dei rifiuti pericolosi. Sono miniere urbane, i nostri rifiuti hanno un sacco di materiale che può ancora essere riutilizzato se conferito correttamente e poi industrialmente trasformato, e l'ecocentro è un tassello fondamentale per arrivare a questo importante risultato. La raccolta dei rifiuti è essenziale, il nostro territorio è leader europeo su questo settore, intendiamo mantenere questa leadership con degli strumenti che aiutino i cittadini a conferire correttamente i rifiuti. Un nuovo ecocentro di quasi 6.000 metri quadri che offre ai cittadini un sistema agevole di viabilità esterna e interna e una grande capacità volumetrica per accogliere le varie tipologie di rifiuti. La struttura ospita anche un'isola riservata alla raccolta dei rifiuti per apparecchiature elettriche e un'altra per i rifiuti pericolosi, al fine di garantire una raccolta corretta nella massima sicurezza per i cittadini e l'ambiente circostante. È una concezione un po' diversa dei precedenti, come vedete ci sono i parcheggi direttamente in rampa, è una struttura che come diceva il sindaco è studiata sulla base delle esperienze che abbiamo realizzato in questi anni e si presta maggiormente ad essere fruita dai cittadini in sicurezza e con strutture che sono tutte posizionate in maniera tale da poter essere raggiunte in maniera semplice. La struttura è anche un'opportunità per il lavoro delle cooperative sociali, a cui infatti viene consegnata la gestione dell'ecocentro. La cooperativa appunto si occupa di questa parte più operativa che è il contatto con l'utenza nella gestione delle attività di conferimento. Lo fa con l'impiego di soggetti svantaggiati, quindi è un po' un circuito virtuoso che si è creato nel tempo con i comuni del Consiglio del Bacino che portano delle problematiche, delle situazioni problematiche in queste persone e quindi attraverso questo lavoro riusciamo a dare una risposta proprio a queste situazioni. A Padova, nel padovano a Cadoneghe, con la posa della prima pietra dell'area ex Grosoli, attesa questa prima pietra, questo inizio dei lavori dopo 30 anni di degrado e di abbandono. Vediamo allora il via libera a questa prima pietra nella cerimonia di sabato scorso. Oggi si cristallizza un sogno che attendeva Cadoneghe da 30 anni. 30 anni di vuoto, 30 anni di stasi e oggi posiamo la prima pietra di un grande progetto, di una grande riqualificazione per il nostro territorio che sarà il cuore sostenibile di Cadoneghe per i prossimi 50 anni. L'emozione del sindaco Marco Schiesaro è quella dei suoi concittadini che da oltre 30 anni aspettavano la riqualificazione di un'area diventata sinonimo di degrado e abbandono. Con la posa della prima pietra partono i lavori del nuovo quartiere Grosoli con un progetto che nei 94.000 metri quadri di estensione e una cubatura dimezzata nell'ultima revisione vedrà sorgere un nuovo quartiere residenziale e un supermercato all'interno di un parco da 19.000 metri quadri con la presenza di un laghetto grazie alla collaborazione con il gruppo Ali, proprietario dell'area. È un sogno che si avvera, è un sogno di mio papà che si avvera, ma di tutta la famiglia, perché per questo progetto abbiamo lavorato e vissuto veramente tanto. Quest'area è chiusa dal 1994, noi l'abbiamo acquisita negli anni 2000 comprandola in lire
e dopo un po' alla volta l'abbiamo comunque bonificata, abbiamo abbattuto i fabbricati proprio per una questione di sicurezza, quindi abbiamo rigenerato l'aria a livello di bonifica. Adesso la rigeneriamo per dare ai cittadini uno spazio di qualità sostenibile e vivibile. Anche il patron Francesco Canella non ha voluto mancare a questa occasione, giornata che ha visto presente anche Francesco Grosoli, nipote del fondatore della Grosoli Carni, azienda fiorita nel dopoguerra che fece la ricchezza di questo territorio, chiusa nel 1994 dopo la vendita 10 anni prima al consorzio pubblico Corezoo. Era ed è stato un gran dolore vedere un'azienda che era un'azienda alla punta dell'economia italiana essere abbandonata, un'area abbandonata così, e poi forse un pizzico di più al cuore vedere la casa dove ho passato tanti Natali dai miei nonni essere abbandonata e distrutta. Spero che dall'alto vedranno con grande gioia rinascere quello che avevano creato con tanta fatica, con tanto amore, con tanta passione e tanto coraggio. Dal Padovano torniamo nella Marca a Mogliano, che si candida per diventare città dello sport 2025. Questa candidatura diciamo che nasce come la logica conseguenza di quanto fatto dall'amministrazione comunale dal 2019 sugli aiuti allo sport e alle famiglie che volevano fare sport. È dal 2019 che il comune di Mogliano Veneto investe nello sport, erogati negli anni importanti contributi alle associazioni sportive anche nel duro periodo della pandemia. Ma non solo, con i voucher sport sono stati dati degli aiuti economici a tutte le famiglie per incentivare i ragazzi a fare sport. Va al di là dello sport e lavora per una buona contaminazione fra sport, salute, cultura, territorio, in maniera tale che non si parli più di politiche per lo sport, politiche per la cultura separate, per dire, o politiche per la salute, ma si parli appunto di politica del benessere, ossia di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Un'ottica di sviluppo e welfare che va di pari passo con il benessere della persona. Attesa entro il 2023 l'accettazione di Mogliano alla candidatura come città europea dello sport. Una volta che il dossier sarà redatto, riceveremo la visita dei commissari ACES Europa che valuteranno le strutture, valuteranno la città anche dal punto di vista del turistico, culturale e sociale. Una volta accolti insomma i commissari ACES ci sarà la giornata importante che ci sancirà o meno città europea dello sport. Una candidatura che potrebbe aprire altre strade per lo sport in Veneto. Questa candidatura va a integrare un ulteriore tassello per quello che è la candidatura della Regione Veneto nel 2024 come Regione Europea dello Sport, e sappiamo tutti che il Veneto è una fucina di campioni, di infrastrutture, poi è al massimo dell'altezza. Chiudiamo con la tradizione e torniamo nel Padovano. Per questo ieri a Baone è andata in scena la gara di destegolatura dei piselli. Si aggiudica questa edizione 2023 della gara di sgranatura di bisi qui a Baone. Nico Schiavò! L'ideale sarebbero stati proprio 130 kg, in realtà sono stati i grammi 130 quelli destegolati in 3 minuti. Nico Schiavone, rappresentante del consiglio direttivo del Parco Colli, è il campione dei destegolatori di bisi per l'edizione numero 25 della festa dei bisi di Baone. La gara si è svolta nella piazza del piccolo comune che ogni anno celebra le perle verdi dei Colli Ugani che arrivano dai produttori locali. I partecipanti alla gara sono stati 25 come le edizioni della festa. Sindaci, giornalisti, rappresentanti di categorie e politici si sono sfidati, ma il pollice più veloce alla fine è stato un debuttante della divertente kermesse. La fortuna del principiante, spero che questo video non vada troppo, non arrivi alla nonna, perché la settimana scorsa mi ha chiesto proprio di andare a darle una mano a destregolare questi bisi e sinceramente non sono andato ad aiutarla e sono andato direttamente a ritirare il sacchetto di bisi già destregolati, quindi un po' una figura macabra, diciamo. Però no, sono contento di questo risultato e mi impegno la prossima volta ad andare ad aiutare la nonna.
L'arte della destegolatura viene tramandata dai nonni, una tradizione, quella del filò, che nei paesi dei Colli Ugani nel mese di maggio riunisce gli anziani che tra una chiacchiera e l'altra sbucciano i bacelli, perché il piatto preferito di tutti è... Risi e bisi. Ovviamente non poteva che essere così, sempre nel Padovano a Torreglia, di scena la settimana delle arti e dei mestieri. Studenti e artisti a tu per un'intera settimana. Sono stati 7 giorni di bellezza e amore per l'arte, l'artigianato e la manualità, quelli vissuti a Torreglia nel corso della prima edizione della Settimana delle Arti e dei Mestieri. 18 gli artisti del paese che si sono messi in gioco e in contatto con i ragazzi delle scuole in una feconda contaminazione tra generazioni, godendo di storie di vita, ammirando i lavori, ascoltandone la musica. Un progetto nato dal Comune di Torreglia e realizzato in collaborazione con la scuola primaria Don Bosco e la scuola secondaria di primo grado Jacopo Facciolati. Siamo davvero in chiusura, sto controllando se ci sono aggiornamenti di cronaca e non ce ne sono. Allora vi ricordo il sondaggio che abbiamo lanciato e che vedrete di nuovo anche nel corso dei nostri telegiornali. Governatore del Veneto Mario Conte dopo Zaia, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690, la chiamata come sempre gratuita. Ve lo ricordiamo sempre, se trovate il numero occupato non importa, perché il sistema prevede che il numero sia occupato e che venga registrato la vostra scelta tra le due opzioni nel momento stesso in cui fate uno dei due numeri, quindi non preoccupatevi, il vostro voto, se componete lo 0422 162 6691, sarà comunque registrato e questa sera potrà commentarlo in diretta anche l'esito lo stesso Mario Conte, che è uno degli ospiti di Ferdinando Avarino a Ring dalle 21:15, quindi avremo il sindaco di Treviso nonché presidente di ANCI Veneto Mario Conte, tantissimi temi da affrontare con lui, non solo di Treviso ma ovviamente anche a livello regionale. E poi parleremo, come vi dicevo prima, anche degli affitti alle stelle agli studenti, la protesta di questi giorni, una protesta che continuerà, e lo faremo con Eleonora Sodini, Giulia Cacopardo e Alessia Conti, presidente nazionale del Consiglio degli Studenti. Quindi tanti temi che affronterà Ferdinando Avarino dalle 21:15 di questa sera, poi chiaramente si comincerà a dare uno sguardo anche ai comuni al ballottaggio domenica e lunedì, come sapete il 28-29 si vota per i comuni al ballottaggio, gli occhi sono puntati chiaramente su Vicenza. Vi lascio al meteo, prima però vi dico che dopo le previsioni del tempo e la pubblicità c'è la nostra Alice Montagnier che vi parlerà di sanità e parleremo di un tema importante che riguarda tante persone, come gestire la difficoltà a camminare. Il suo ospite è Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Allora con Alice Montagnier dalle 13:30 parleremo di questo, il meteo, la pubblicità e poi la sanità. Io vi ringrazio, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. L'anticiclone avanza sul nostro territorio, dove la tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un contesto buono. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di lunedì 22 maggio ci mostra una situazione stabile, con tanto sole e solo qualche locale addensamento, precipitazioni generalmente assenti. Temperature in contenuto e locale aumento, minime tra 11 e 17 gradi, massime tra i 24 e i 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio però non è esclusa una maggiore variabilità sulla zona montana con qualche pioggia debole. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, anche in questo caso, possibili veloci temporali nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.